Oggi presentazione qui a Cattolica Eraclea del progetto per il rifacimento, la nuova struttura di Eraclea Minoa. Ecco, il Comune ha voluto oggi fare una presentazione ufficiale alla città e ai suoi cittadini. Sì, oggi è un giorno importante per Cattolica Eraclea perché si è voluto assieme al Parco Archeologico presentare il progetto sia ai cattolicesi sia nell'intero territorio, perché con questo progetto appena viene finanziato e realizzato ci sarà un ritorno economico per tutte le attività commerciali che sono della zona. Sono fiero di avere qua la presenza del questore, di tante autorità, di sindaci, deputati nazionali e regionali, perché se lavoriamo tutti in sinergia raggiungeremo sicuramente degli obiettivi. Ecco, Eraclea Minoa è un punto importante per il turismo di Cattolica, ma non solo, diventa anche un momento teatrale e culturale con eventi, uno per tutti, i teatri di pietra che anche quest'anno saranno riproposti. Sì, ogni anno cerchiamo di valorizzarlo, ora con l'aiuto del parco cerchiamo di valorizzarlo ancora di più, ogni anno vengono realizzate tragedie greche e Eraclea Minoa, non dico, è una bella location in cui sarà la spalla della Valle dei Tebre che ci atteggiamo a essere capitale della cultura, quindi dobbiamo cercare tutti i nostri territori che stiamo facendo rete di lavorare in sintonia e mettere tutte le nostre bellezze, tutte le nostre risorse affinché il turista che viene a Perugia Agrigento rimanga alla Perugia Agrigento. Oggi qui a Cattolica Eraclea per la presentazione ufficiale del nuovo progetto del teatro di Eraclea Minoa. Sì, devo dire oggi lo presentiamo alla intera comunità di Cattolica Eraclea, un lavoro che è iniziato per quello che mi riguarda da quando mi hanno nominato, 5 anni, devo dire un intervento che era dovuto sia per l'importanza del monumento ma per l'importanza del contesto in cui è calato il monumento. Abbiamo messo in campo insieme all'Ordine degli Architetti una sinergia importante, abbiamo oggi un vincitore di un progetto di progettazione di primo e secondo livello, abbiamo il vincitore, il professore Cellini e il suo team, e abbiamo quindi un restauro che mette assieme valorizzazione e tutela, perché il monumento sarà protetto da una copertura che ne preserverà il degrado e anche l'abitato antico e l'accoglienza verranno messi in campo per una valorizzazione più ampia. Quali saranno i tempi per la sua realizzazione? Ma ora si devono reperire i fondi. Abbiamo già presentato una richiesta all'assessorato ai beni culturali, abbiamo parlato con l'assessore in questo progetto, l'assessore Scarpinato ci sostiene, e abbiamo presentato questo progetto per circa 7 milioni di euro, sono a valere sui fondi FSC e speriamo di averne l'accreditamento, se possibile, nei prossimi mesi. Insomma, si parte da qui, da un momento di felicità per essere riusciti a portare a termine il concorso di progettazione, ma è l'inizio di un percorso che si completerà una volta che avremo ottenuto le risorse per poterlo mettere in campo. Parliamo di questo concorso di progettazione per il teatro di Eraclea Minoa. Voi siete stati tra i gruppo vincitore? No, volevo dire, noi siamo molto contenti ovviamente di aver vinto questo concorso. Il tema è molto interessante ed è giusto che Eraclea finalmente decida di salvaguardare quel che resta del teatro, ma metta in valore un bellissimo posto dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista anche storico, che è straordinario, che invece adesso è ancora sviluppato, non so come dire. È una meraviglia, quindi va valorizzato in tutti i modi. Noi abbiamo cercato di fare il possibile in quella direzione. Insomma, una struttura anche innovativa da un punto di vista architettonico, no? Non particolarmente, noi abbiamo, non so, è molto più tradizionale di quanto non si dica. Forse dei disegni danno l'idea di chissà che cosa, sì. Ma in realtà noi facciamo una cosa che è molto seria, molto tranquilla, molto... Poi oggi cercherò di spiegarlo anche meglio nel dettaglio, perché come al solito quando si parla di progetti uno vede l'immagine e subito parla, bisognerebbe vedere bene quello che abbiamo fatto, che è una cosa molto
ragionevole, diciamo. Noi abbiamo cercato di fare le persone serie, diciamo, non gli artisti, non so come dire. A me ha suscitato l'idea di una prua che vede il mare. No, il punto vero è un altro, è che quella città è nata sul mare e il teatro era fatto, come tanti teatri greci, con una prospettiva aperta sul mare. Oggi questo è del tutto perduto, purtroppo anche il teatro materialmente, quindi il problema era proteggere quello che ci è rimasto, è una reliquia, ma salviamola, e poi ricostruire in qualche modo il paesaggio intorno e permettere a un visitatore di percepire com'era messo quel teatro. Anche perché la struttura della pietra è una struttura, diciamo, che si sfarina molto, insomma. Lì c'è stata una serie, oggi cercherò di spiegare, ci sono stati una serie di errori storici dovuti anche alla buona volontà ma alla fiducia di cose che avrebbero dovuto funzionare ma che non hanno funzionato. Per esempio l'uso di cose chimiche, per molto tempo è stato pensato che fosse la soluzione, scusi tanto devo spegnere ecco, che le cose chimiche fossero la soluzione di tutto. In realtà sono una cosa che ha aggravato i danni. Poi l'uso del perspex, eppure quello ha creato delle serre, cioè di fatto quegli interventi negli anni 50 invece di essere, pur essendo ben intenzionati e moderni, invece di essere utili sono stati distruttivi. Questo è il problema grave. Però c'è rimasto comunque il teatro, per quanto molto rovinato, molto peggio di prima quando era scavato, per cui va protetto, va, come dire, mantenuto efficacemente, non in modo illusorio. Coprirlo di vetro, di cose non significa niente, non serve a niente. Anzi, recuperarlo è quello che si può. Uno recupera quello che, cioè, se hai una cosa antica la devi proteggere perché è una memoria e poi ricostituire le condizioni naturali in un posto senza pensare che si possano fare miracoli.